Tante iniziative per la festa di San Calogero, una anche riguardante il settore della fotografia. E come si svolgerà questa iniziativa? Sì, è il premio Fotografa San Calogero, organizzato dalla testata giornalistica Agrigento Oggi in collaborazione con il Consorzio Turistico Valle dei Templi, prevede la partecipazione di fotografi professionisti e amatori che potranno inviare le loro fotografie sul sito agrigentoggi.it e partecipare a una selezione che li vedrà premiati presumibilmente intorno alla fine di luglio, dopo quindi le festività di San Calogero, per due settori: la fotografia a colori, premio quindi Agrigento Oggi, e la fotografia in bianco e nero. Per la parte fotografica, cosa dovranno fare chi vuole partecipare? Ecco, quale sarà la tempistica? Allora, l'associazione ha ricevuto l'incarico da parte del Consorzio Valle dei Templi e di Agrigento Oggi nel nominare una commissione tecnica, commissione che andrà a valutare tutte le fotografie che arriveranno sul sito, prevalentemente con taglio tecnico, giornalistico o artistico, e poi lì nasceranno le finaliste, nascerà la vincitrice, ci sarà la premiazione, eccetera. Un'ulteriore iniziativa collegata, che è l'associazione, che andrà a creare il premio bianco e nero DIN24. Come successo precedentemente con la Sagra, anche quest'anno l'associazione, diciamo, che farà questo tipo di iniziativa. Chi vuole partecipare cosa deve fare? Chi vuole partecipare può inviare le proprie fotografie durante l'intero periodo della festa di San Calogero al sito agrigentoggi.it.